we get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere Caffè, anche qui ormai si respira clima natalizio grazie agli amici di Shopper Center che ci hanno fornito questo bellissimo albero di Natale da mettere in studio. Anzi, io vi ricordo che sulla nostra pagina Facebook è in corso un sondaggio, decidete il nome per il nostro albero di Natale. A voi la scelta, c'è stato chi ha proposto Pino, non è proprio un nome originale, io confido nella vostra fantasia, quindi andateci a trovare sulla pagina Facebook e cliccate Chiacchiere Caffè mi piace. Vi ricordo anche il nostro indirizzo mail chiacchierecaffè@telechiara.it. Allora, quest'oggi puntata veramente eccezionale. Quest'oggi abbiamo uno scoop. Se vi hanno detto che Babbo Natale non esiste, è sbagliato. Babbo Natale esiste, noi di Chiacchiere Caffè abbiamo le prove, perché qui in studio abbiamo due folletti in incognito di Babbo Natale. Ovviamente scherzo, ma non proprio, perché i nostri due folletti in incognito sono Cristina Toso, presidente e fondatrice Famiglie in Rete per la Pace, buongiorno Cristina, e Elisabetta Massaro, presidente associazione L'Albero del Miele, buongiorno Ciao, Elisabetta. Allora, perché io ho parlato di due folletti di Babbo Natale in incognito? Perché voi in effetti vi occupate di regali di Natale, giusto Cristina? Sì, ci occupiamo di preparare i doni natalizi per i bambini che non possono averne in maniera, diciamo, costante, per cui ci adoperiamo per raccogliere doni, quindi giocattoli, nel periodo dell'Avvento e poi poterli consegnare in tempo per l'arrivo di Babbo Natale. Ecco, quindi a tutti gli effetti due folletti di Babbo Natale, quindi Babbo Natale esiste. Ecco, vi abbiamo dato questo scoop. Allora, abbiamo detto due associazioni, proprio un breve cenno. Famiglia in Rete per la Pace, cos'è Cristina? Famiglia in Rete per la Pace è un gruppo. Intanto non è un'associazione ma è un gruppo di famiglie che nascono come gruppo famiglie nel parrocchia di San Filippo Neri in Arcella e poi si estendono al vicariato e in seguito a tutta la diocesi. È una rete di famiglie che collabora in modo volontario, in particolare per questa azione del Rigiocattoliamo del Natale. Ecco, ed invece Elisabetta, passo la parola a te, l'Albero del Miele? Nasce qua a maggio di quest'anno. Quindi proprio un'associazione sì, nuova. di promozione sociale, lavora nel territorio dell'Arcella, quindi con le famiglie e per le famiglie. Insieme a loro diverse fasce d'età le copriamo tutte, dai 0 ai 18, con diverse tipologie di servizi, e noi abbiamo abbracciato l'iniziativa dell'associazione Di questo sì, Rigiocattoliamo. di Cristina, Ecco, esatto. come e quando nasce Rigiocattoliamo? Cioè, non è una novità di quest'anno. No, è la dire. nona edizione. Vabbè, quindi insomma ormai siete rodati e collaudati. Sì, Rigiocattoliamo nasce nel 2003. La prima edizione è stata proprio nell'avvento del 2003 e nasce dalle famiglie per cercare di fare un atto solidale nei confronti dei bambini e di quelle famiglie che momentaneamente entrano in difficoltà. Ci sono difficoltà differenti, ci sono difficoltà economiche ma anche difficoltà culturali. A volte non si comprende che il gioco non è un superfluo ma è un elemento necessario all'apprendimento e alla crescita del bambino. E allora questo è un modo per far sentire che ci sono famiglie che sono vicine a queste difficoltà, che anche se non conoscono direttamente le persone in difficoltà, i bambini in difficoltà, però li pensano e fanno un'azione concreta nei loro riguardi. Questo perché noi operiamo attraverso gli operatori pubblici e privati che operano quotidianamente con le famiglie, e questo anche per non ledere quella che è la dignità della persona e dei bambini, perché noi li incontreremo solamente nel periodo di Natale e sarebbe poco. Allora adoperiamo
quelli che sono i distretti pubblici, pediatrici, gli enti caritatevoli, le Caritas, le San Vincenzo, le parrocchie e altri tipi di associazioni che si occupano di infanzia e di adolescenza e ci mettiamo in contatto con loro. Per la verità dopo 9 anni sono loro che ci contattano e anche per tempo per segnalarci le tipologie di doni di cui hanno bisogno, perché a noi vengono indicati l'età e il genere del bambino, quindi della bambina o Certo. bambino e la quantità di doni che servono per quell'età e per quel genere. E noi confezioniamo proprio le scatole con i pacchi dono in funzione di questo. Infatti abbiamo anche delle foto proprio che dopo Sì. manderemo in onda di voi che vi adoperate Sì. per fare queste confezioni. Ecco, quindi non solo raccolta giochi, ma anche poi tutto quello che è il confezionamento del gioco stesso e so che Certo. voi invitate proprio tutti quanti a partecipare, chi vuole può portare un gioco piuttosto che un nastro, una carta per far pacchetti, ma anche i bambini per collaudare proprio i giochi stessi. Certo. Ecco quindi che diventa non solo una raccolta, ma proprio un'occasione per stare insieme. Ma infatti il Rigiocattoliamo nasce in particolare, oltre come azione concreta, ma su questa frase del Beato, possiamo dire oggi, all'epoca era solo il Papa, però oggi è Beato Giovanni Paolo II, che dice: siate le sentinelle del creato, siate le sentinelle della carità, siate le sentinelle di tutti quei beni preziosi che devono essere tutelati costantemente. E noi cerchiamo di fare questo attraverso questo piccolo intervento, piccolo o grande, dipende dai punti di vista, ma attraverso questo cerchiamo di salvaguardare quella che è proprio l'azione di carità nei confronti dei più bisognosi. In questo senso i bambini e gli adolescenti, perché in realtà sono quelle personcine che diventeranno degli adulti, ma che non sempre vengono ascoltati. E per noi invece è importante che lo siano, perché sono veramente il nostro futuro. Ecco, infatti prima nelle foto abbiamo visto nonni, abbiamo visto bambini, quindi proprio le vostre riunioni, quasi un'occasione per stare insieme e anche per vivere lo spirito del Natale, che è un po' il coinvolgere, il riunirsi tutti quanti insieme. Sì, il tempo dell'avvento. Noi viviamo, eccoci là, noi viviamo insieme proprio il tempo dell'avvento, dell'attesa, riscoprendo anche la relazione tra noi stessi, da persone che comunque si conoscono e si frequentano, ma che non hanno mai il tempo di fermarsi. E questa è un'occasione veramente unica per potersi fermare e sgombrare la mente da altri pensieri. Ecco, mi viene a questo punto spontaneo fare una riflessione. Magari tanti bimbi sono abituati ad avere fortunatamente insomma, una grossa quantità di giocattoli, anche a non pensare al fatto, oddio, sono senza il regaluccio di Natale, sono senza il gioco. Ecco quindi che il fatto di donare un giocattolo di cui magari non se ne fanno più nulla diventa anche un'importante lezione. Sì, diventa una lezione di vita. Io posso dirlo anche da mamma in questo senso. I miei 2 figli sono cresciuti e stanno crescendo con questo tipo di mentalità, diremo, di cultura verso gli altri. E per i bambini diventa intanto è come entrare nel negozio di Babbo Natale. Bisogna dire che Scusa, innanzitutto se voi è siete i questo. polletti mi sembra giusto. Innanzitutto siamo nel laboratorio di Babbo Natale, per cui per i bambini provare le cose, cose che se vanno in un negozio non possono toccare niente, quindi lì invece sono abituati che possono guardare, devono collaudare, perché io alcune cose, io come le altre signore che intervengono, altre mamme, altre giovani che intervengono a confezionare, non sempre siamo in grado di decifrare la tipologia di giocattolo che viene proposta ai nostri bimbi. E i bambini invece Capiscono subito. subito, per cui ci dicono anche: questo sì, ma non è tanto bello, a questo mancano anche dei pezzi, e allora lì siamo in grado di fare uno scarto, e lo facciamo, la prima cosa che si fa, uno scarto e che mandiamo in ricicleria, per cui anche ai bambini viene spiegato dove andranno questi scarti, non vengono buttati semplicemente nel cestino, e questo è importante, Certo. perché si spiega e loro apprendono anche qualcosa al di fuori della scuola.
E poi l'altra cosa è che se hanno collaborato possono portare a casa un dono anche per loro, come giusta retribuzione di un intervento verso gli altri. Insomma, c'è diciamo così, il passaggio che sì, io aiuto degli altri bambini e lo fanno per tante ore, bisogna dire, perché inizia alle 3:30 e l'ultimo ad andarsene mio figlio sono le 7:30, per cui 4 ore per un bimbo effettivamente sono tante, si divertono un sacco. E poi l'altra cosa, nel tempo, perché non lo fanno quando sono troppo piccoli, quando cominciano a capire e si consapevolizzano, allora intervengono in modo attivo, sono loro i primi che dicono: allora questo io non lo utilizzo più, lo posso portare perché so che ha uno scopo, so che andrà un altro bambino. Ecco, in questi 9 anni a me è rimasto impresso questa esperienza riguardo proprio al discorso del giocattolo. Un ragazzino che si chiamava Nicola, si chiama anche oggi Nicola, dico solo il nome, e che 5 anni fa ci ha portato le sue moto, i suoi giochi già visionati, già con la carta per incartarli e per far tutto, con anche il pensierino da Nicola, perché so che tu così puoi avere un bel Natale. E questo ragazzino, che oggi è un uomo, per cui era già un ragazzino adolescente, oggi è un uomo, è tra i fondatori di un'associazione importante nella diocesi di Padova ed è un ragazzo che si dedica tantissimo agli altri. Allora, questa è una grandissima soddisfazione, mi emoziono sempre quando lo racconto, perché dico: un pochino ci ho messo anche del mio, un pochino, ed è bello, perché allora vuol dire che è anche una scuola di vita. Sicuramente, penso che le tue lacrime ne siano la giusta testimonianza. Allora, smorziamo un attimino la tensione. Elisabetta, ma c'è qualche commento divertente finché confezionate i giochi? Magari qualche bambino che veramente impazzisce in questo laboratorio di Babbo Natale? Sì, sicuramente si divertono, sicuramente si ride, sicuramente si scherza. Io per prima gioco e mi diverto a ricercare i pezzi dei giocattoli, insomma, è divertente. Ecco, Sì. anche perché poi ogni gioco viene preparato, Sì, viene confezionato. preparato, confezionato, rimesso, riassemblato, magari un pezzo di un giocattolo, metà viene riassemblato con un altro pezzo, in modo che venga per ottenere ricreato un bel risultato esatto, finale. un giocattolo Allora, finale abbiamo ad hoc. moltissime altre cose da dire, perché so che dopo voi come associazioni dovete lanciarci altri appuntamenti, quindi voi che cosa dovete fare? Continuate a seguirci, a tra poco. Ben ritrovati nel salotto natalizio di Chiacchiere Caffè. Quest'oggi stiamo parlando di una iniziativa molto importante, Rigiocattoliamo, ma prima una pillola su un premio letterario, ovvero il premio Mazzotti. A voi! Chiacchiere in pillola. Faremo un piccolo assaggio di quello che è stato il premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti e lo faremo insieme al presidente dell'associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti, l'architetto Franco Posocco. Buongiorno architetto. Buongiorno. Allora, il premio Mazzotti è giunto alla sua 29esima edizione, quindi insomma un premio dalla lunga storia. Per chi non lo sapesse, che cos'è e di che cosa tratta? Allora, in 2 parole, il premio si ispira al messaggio di Giuseppe Mazzotti, che per quelli della mia età che l'hanno conosciuto era un burbero signore trevigiano che ha dedicato proprio la sua vita a difendere i beni culturali, conservare il paesaggio, le tradizioni locali, la memoria, insomma tutto quello che in fondo condisce di valori la nostra vita. Ormai da 30 anni noi abbiamo cominciato in Quattro Gatti a premiare delle opere che avevano questi argomenti come oggetto della produzione letteraria. Ecco, questo è... Questa è un pochino la storia, però da quell'inizio, insomma, direi che le cose si sono evolute in maniera anche abbastanza importante, perché l'edizione che è appena trascorsa, di cui stiamo vedendo delle immagini, è stata segnata da una grandissima partecipazione di opere, di case editrici, quindi risultati importanti. Ecco, il messaggio probabilmente dipende da 2 ragioni. La prima, vista in positivo, è la qualità della produzione, quindi abbiamo centinaia di opere che vengono presentate nei settori significativi
del premio. L'altra vista in negativo è che effettivamente la situazione dell'ambiente, dei monumenti, non è delle più confortanti. La modernità li sta assalendo e depaupera il nostro patrimonio. Ecco che da questo viene una sensibilità crescente dell'opinione pubblica e una crescente quantità di scrittori, di persone scrivono e propongono problemi e cose. Ecco. E in questo modo poi aiutati da una giuria di alta qualità. E di Citiamo qualche nome, Beh, solo insomma, qualcuno. dico Mainardi, Zanzotto ha fatto parte, Quindi insomma una giuria di tutto De prestigio, voglio dire. Bortoli, De Rita, insomma, nomi di Terzani, eccetera. Certo. In giuria oppure tra i premiati, con scoperte particolari, perché per esempio Sepulveda, dopo che adesso è un nome che tutti conoscono, è stato reso famoso dall'aver vinto il premio Mazzotti ancora una ventina d'anni fa, quando era appena uscito scappato dal Cile e naturalmente dalla dittatura che c'era nel Cile in quel periodo. Quindi è un premio che cerca proprio di inseguire, di scoprire e soprattutto di proporre problemi alla gente, in modo che attraverso la lettura di qualità vi sia anche una riflessione all'interno delle nostre coscienze, perché è solo da questo che potrà venire una riconciliazione con l'ambiente. Ecco. Ecco, in quante sezioni si articola il premio? Allora, 3 sezioni un anno e 3 sezioni quello seguente. Quest'anno per esempio c'era la montagna, c'era il paesaggio e c'era l'ambiente in senso lato. In altri momenti c'è la finestra sulle Venezie, ci sono altri settori che emergono. Ecco, non solo premio letterario, però so che c'è un'attenzione particolare anche ai lettori stessi, con il premio Veneto Banca, la voce dei lettori. Ecco, allora i tre vengono scelti da una giuria tecnica, quella di cui ho citato alcuni nomi, vengono scelti 3 libri in 3 settori diversi. Questi vengono dati a una giuria di lettori che è estratta a sorte con un certo sistema informatico particolare, che sono non noti fino a quella sera in cui votano. Votano e quindi diventano anche Ecco. loro in qualche modo responsabili Ecco, dell'assegnazione. quest'anno ha vinto questa Mirella Tenderini con questo libro davvero magnifico in cui parla di questo Marco Polo in gonnella che percorre le aree dei deserti del Nord Africa alla scoperta di queste antiche civiltà. Questa ha vinto, ma subito dopo è arrivata un'altra donna, la Franca Semi, con uno stupendo libro su Carlo Scarpa, quindi sul maggiore architetto del nostro, appunto del secolo scorso, è ormai diventato un mito, almeno per noi. Io Certo. esercito anch'io quella professione e solo terzo abbiamo un uomo che è un professore d'università proprio qua di Padova, che ha studiato l'ambiente della Lessinia. Ecco che quindi emergono anche qui in una pluralità di argomenti, però dei temi che sono fortemente, che sollecitano fortemente chi legge. Ecco, io devo dire che questo libro della Tenderini mi ha conquistato, ma non meno quello su Carlo Scarpa e la sua opera. Pensi che questa ragazza, che era studentessa di Carlo Scarpa, ha registrato 30 anni fa, circa 35, le sue lezioni e gli portava via i disegni. Carlo Scarpa insegnava disegnando e con questi ha fatto un libro straordinario. Ecco, mentre Ugo Sauro ha studiato la civiltà della Lessinia sia negli aspetti fisici, geologici, sia in quelli antropici che sono legati a una civiltà del tutto particolare, che è la civiltà dei Cimbri sull'altipiani sopra Verona. Ecco, da presidente dell'associazione, ancora quando siete partiti mi ha raccontato questi inizi più in piccolo, avrebbe mai pensato ad un risultato così importante? No, assolutamente no, noi pensavamo di fare una cosa alla buona, così un po' provinciale, di campagna, ricordando certamente Mazzotti e premiando chi si era fatto luce scrivendo di queste cose. Dopodiché il tema, dicevo, proprio per i guai dell'ambiente
e del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni, e ci è cresciuto in mano. La giuria lo ha qualificato E quindi di e siamo arrivati conseguenza l'anno scorso a premiare, avevo citato Sepulveda, ma l'anno scorso è stato premiato niente meno che Richard Sennett, uno dei grandi, dei massimi studiosi di sociologia dell'artigianato, che parla appunto dell'artigiano che riesce a coniugare la mente con la mano. e Ecco, quindi un grandissimo successo. c'è un professore di Harvard questo, ecco, e così Figurati. negli anni seguenti. L'anno prossimo poi ci saranno i 30 anni e sarà un anno particolare. E allora noi di Chiacchiere e Caffè ci saremo sicuramente. Grazie infinite Grazie a lei. all'architetto Franco Posocco che è venuto a parlarci del premio Giuseppe Mazzotti, e voi come sempre continuate a seguire Chiacchiere e Caffè. Ben ritornati in studio, allora riprendiamo la nostra puntata su questa iniziativa natalizia, rigiocattoliamo. Abbiamo detto questa distribuzione di giocattoli per i bimbi meno fortunati, Sì. e so che vi arrivano anche tante lettere di ringraziamento per Sì. quello che fate. È E vero. tu, Cristina, mi hai detto ce n'era una particolarmente bella. Ce n'è una particolarmente bella che è datata 25 dicembre 2006 e in realtà era un disegno ed è difficile vederlo e è fatto da bimbi di neanche 3 anni che praticamente hanno disegnato Babbo Natale. Mi sono rivista, devo essere sincera, mi sono rivista e le loro educatrici che scrivono, tutti i bambini accolti dall'associazione vi ringraziano per averli pensati, e ci sono proprio 2 disegni fatti dai più piccoli. E l'altra cosa che mi ha scritto una coordinatrice di una scuola materna e che scrive che il sogno sognato da soli rimane un sogno sognato insieme è il principio di una nuova realtà. E questa è stata una cosa che ci ha guidati tanto in questo periodo, in questi 9 anni, e devo dire che questo ci ha portato a essere veramente una realtà e speriamo di esserlo sempre. Beh, direi una grossa realtà, perché a giudicare dal quadernone che tu hai, che raccoglie appunto tutte quante queste lettere di ringraziamento, davvero tante. Diamo un po' di numeri. Quanti pacchi dono avete preparato? Allora, l'anno scorso abbiamo preparato qualcosa come oltre 400 pacchi dono, quasi 600 per la verità, e siamo a numeri vicini ai 2000 giochi consegnati solo l'anno scorso. E prima pensavo che nell'arco dei 9 anni, negli 8 anni diciamo trascorsi, il primo anno siamo partiti con 64 pacchi dono per circa 150 giochi. Dopodiché le cose si sono ultra moltiplicate e effettivamente in questi 9 anni siamo arrivati a qualcosa come 10.000 giochi già consegnati. Vuol dire che ne abbiamo girati molto di più, perché noi ogni volta, ogni sabato quando ci troviamo, prepariamo per la ricicleria oppure per il cassonetto, a seconda se il materiale può essere dedicato già nei cassonetti multifunzione, quasi 3 scatoloni pieni, quindi Numeri numeri impressionanti. impressionanti, sì, numeri impressionanti, non solo giochi ma anche libri per bambini, perché Ci vuole anche l'aspetto educativo Esatto. a fianco di quello ludico. Elisabetta, so che questa non è la sola iniziativa che vi vede coinvolti insieme. Di cos'altro mi No, devi parlare? allora, Lanciami l'appuntamento. Sì, se pensate che Babbo Natale non esista, lo vedrete domenica alla nostra festa di Natale. Verrà a Viene trovarci proprio Babbo Natale. Babbo Natale col suo elfo. Viene a trovarci. Anche l'elfo di anche Babbo Natale. l'elfo. Allora qui non bisogna perderlo Verrà a trovarci assolutamente. nella nostra sede e raccoglieremo i giocattoli di chi invece vorrà abbracciare questa iniziativa. Metteremo a disposizione anche questo, insomma, Quindi questa si possibilità. possono donare i giocattoli, conoscere Babbo Natale con anche l'elfo. L'elfo, giocare insieme con lui, insomma divertirsi tutto il pomeriggio. E poi altre 2 iniziative da fare con mamma e papà. Ci sarà l'elfo durante le vacanze di Natale che verrà a leggerci delle storie, quindi il 27 e il 29 dicembre, 2 pomeriggi dedicati alla famiglia. Ecco, Quindi quindi insieme- scoop, Babbo Natale esiste ed esiste anche l'elfo di Babbo Natale, perciò per chi volesse conoscerlo noi Sì, abbiamo aspettiamo. detto dove e quando. Siamo in chiusura, velocissime, voi che vi occupate di dare i regali agli altri, che cosa vorreste trovare sotto l'albero? Al volo, tu Cristina.
Ah, vorrei trovare un messaggio di Babbo Natale che mi dice che sono in grado di aprire una casa per bambini come Joe nelle piccole donne crescono, per accogliere i bimbi che non hanno la famiglia e che possono cercare di fare un percorso in famiglia. Non so quando sarà possibile realizzare Però questo noi grande ci desiderio, auguriamo di però trovarla sotto lo l'albero. spero prima o poi. E tu, Elisabetta? Un sorriso. Allora io ringrazio davvero le mie ospiti di quest'oggi, Cristina Toso, presidente e fondatrice Famiglie in Rete per la Pace, grazie Cristina, Prego. Elisabetta Massaro, presidente associazione L'Albero del Miele. Noi di Chiacchiere Caffè continueremo a seguirvi, promesso. Un saluto particolare va anche agli amici di Shopper Center, lo specialista del regalo che trovate al Centro Grossisti Padova e che augura a tutti i suoi clienti un anno ricco, ricco, ricco di tanta gioia. E come dico sempre, purtroppo, anche per oggi le chiacchiere sono finite, è l'ora del nostro caffè, io vi do appuntamento alla prossima, arrivederci! We get it almost every night.